E si passa al cronometro, con cui si conclude veramente lo sforzo di Vittorio Adorni. Parte Pfenninger, vincitore dell'anno scorso. La sua pedalata è sciolta, ma non gli permetterà di entrare nei primissimi posti. È la volta di Van Springel, splendido secondo, a 1 minuto e 04 da uno scatenato Vittorio Adorni. È la volta poi di Gonzales, autentica rivelazione di questo Giro della Svizzera, che si piazzerà in questa speciale prova quinto, con un distacco di 1,54 dal trionfatore. Vittorio Adorni dà un'ultima zampata ed è primo sui 44 km di questa cronometro pomeridiana. La media è di 41,544. Batte Van Springel, Vivian e Fritz. Per Vittorio Adorni è il secondo successo parziale dopo la trionfale galoppata di Crans Montana. In classifica generale primo, secondo è Gonzales, terzo è...